Nello scorso video abbiamo parlato del bosco verticale, qui potete trovare il video nelle schede. Oggi parleremo sempre di un'opera che si sviluppa in altezza ma ben più classica, ovvero la Torre di Pisa. La Torre di Pisa è conosciuta in tutto il mondo ed è un po' come se fosse per antonomasia simbolo dell'Italia, insieme al Colosseo ed altre opere che sono conosciute in tutto il mondo del nostro paese. La Torre di Pisa, senza ombra di dubbio, è uno degli esempi migliori di architettura romanica che abbiamo nel nostro paese, e più precisamente di architettura romanica pisana. Il campanile del Duomo di Pisa rispecchia pienamente lo stile architettonico della piazza dei Miracoli. Abbiamo infatti il basamento, che racchiude i primi 2 livelli, con arcate cieche. Poi, dal terzo piano in poi, abbiamo 6 piani di loggette. Queste loggette hanno delle colonne che hanno una luce più stretta, esattamente la metà, rispetto alle semicolonne del piano del basamento, un po' come anche gli altri edifici della piazza. Questi piani di loggette consentono un giro attorno alla torre e in tutti questi 6 piani. Finiti questi 6 piani abbiamo l'ultima parte, che è la cella campanaria. La cella campanaria riprende lo stesso ritmo del loggiato, però inserendo le campane tra un'arcata e l'altra e variando l'ampiezza delle arcate quando ci sono campane più grandi. La torre, insieme agli altri edifici della piazza, ha dei caratteri che si ispirano al classico ben prima che si sviluppasse il Rinascimento. Infatti potremo vedere capitelli ben più rozzi rispetto a quelli che siamo abituati a vedere in un stile neoclassico, in uno stile rinascimentale o di qualunque altro successivo. Per molti anni l'architetto fu ritenuto Bonanno Pisano, come riferito da Vasari, però ad oggi gli studiosi non sono concordi, quindi per il momento l'architetto dell'opera è ancora un mistero. Costruita in più fasi dal 1173 al 1172, questa torre anche dalle prime fasi di costruzione ha avuto dei problemi di inclinazione. Prima pendeva verso nord, i lavori sono interrotti fino al terzo piano per motivi politici e militari. Poi, quando si sono ripresi i lavori, si sono accorti della leggera inclinazione, quindi l'hanno corretta inclinando in più verso sud la torre, ma in questo modo la torre si inclinò definitivamente verso sud. Alla fine dei lavori pure la cella campanaria risulta fuori asse rispetto al resto della struttura, quindi questa struttura va più o meno a zigzag, e questo aspetto un po' a zigzag la rende ancora più caratteristica, che oltre alla sua pendenza l'ha contribuita a diventare così famosa. Probabilmente se fosse stata semplicemente una torre dritta senza problemi né di pendenza né variazioni durante i lavori non sarebbe diventata così famosa. La torre è alta sui 56 metri, 58, 57, dipende un po' da come si misura. Si può salire tramite 3 scale, una che collega il piano terra fino all'ultimo piano colonnato, che si sviluppa attorno al cilindro cavo che sta al centro. Un'altra scala a chiocciola molto più stretta collega l'ultimo anello colonnato fino alla cella campanaria, e l'ultimissima scala, sempre a chiocciola ancora più stretta, collega dalla cella campanaria fino alla sommità più estrema, ovvero il cerchio esterno. La torre pende attualmente di 3,9 gradi, 3,97 per essere precisi. Negli anni 90 era arrivata a pendere di 4,5 gradi e stava compromettendo l'intera struttura della torre, con il rischio anche che potesse cadere. Quindi appunto si sono svolti dei lavori che si sono conclusi nel 99 per poter raddrizzare di sottoescavazione. Sottoescavando infatti la terra dalla parte nord della torre si è potuta raddrizzare fino agli attuali 3,97 gradi, e l'ingegnere dice che potrà resistere per almeno 300 anni così. Questa torre è famosa soprattutto per le foto simpatiche che la gente si fa nel tentativo di raddrizzarla. Compare in molti film, in Superman la raddrizza. Se vi interessano le torri pendenti, sempre vicino a Pisa c'è una torre che pende di ben 5 gradi, quindi molto di più della torre di Pisa, che è la torre campanaria dei San Michele degli Scalzi, poco distante. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi e continueremo questa serie esaminando edifici più o meno famosi. Partiremo con quelli più famosi per arrivare più avanti a esaminare anche esempi un po' meno noti. Dandono bene tutto, passo e chiudo.